Noi abbiamo scelto di invitare i nostri iscritti, i nostri 400.000, più di 400.000 iscritti del Veneto, di andare a votare. Abbiamo scelto di lasciare la libertà di voto perché pensiamo che sia un libero diritto dei nostri iscritti e dei cittadini di esprimersi. È un appello al voto per il referendum confermativo, quello che arriva dal segretario regionale della CISL, Massimiliano Paglini, al termine del confronto tra un esponente del sì e uno del no davanti a 400 delegati e delegati CISL riuniti in assemblea a Padova. A sostenere le ragioni del sì Stefano Ceccanti, costituzionalista, professore alla Sapienza di Roma, ex deputato e vicepresidente dell'associazione Libertà Eguale. Nel 1999 centrodestra e centrosinistra insieme votarono una riforma del giusto processo con cui fu riscritto l'articolo 111. L'articolo 111 oggi dice che il processo è giusto se il giudice è terzo e imparziale. Per essere davvero terzo fino in fondo nel nostro ordinamento non ci può essere un unico Consiglio Superiore della Magistratura in cui i pubblici ministeri incidono sulle carriere dei giudici ed è più difficile quindi per i giudici, soprattutto nella fase delle indagini preliminari, poter dire liberamente di no alle richieste dei pubblici ministeri. Quindi è un problema di pluralismo dentro l'ordine giudiziario. Questa riforma è il completamento, perché con due CSM diversi i pubblici ministeri giudicano sui pubblici ministeri, gli accusatori giudicano sugli accusatori, ma non c'è contaminazione. Per le ragioni del no sul palco, Vittorio Borraccetti, magistrato, già procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia e già componente del Consiglio Superiore della Magistratura. Questa riforma non migliora per nulla la qualità e l'efficienza della giustizia, perché non riguarda la giustizia, riguarda l'organizzazione della magistratura e rischia di indebolire fortemente l'autonomia e l'indipendenza dell'ordine giudiziario e di conseguenza l'indipendenza e l'autonomia di ogni magistrato che fa il giudice e di ogni pubblico ministero e di ogni magistrato che fa il pubblico ministero. Oggi i magistrati hanno percorsi professionali separati, il mutamento interessa lo 0,4%, in realtà il vero obiettivo è l'eliminazione del Consiglio Superiore della Magistratura come costruito dal Costituente del 1948, cioè come organo democratico e pluralista. Alla fine avremo non più un Consiglio Superiore garante dell'indipendenza e dell'autonomia dell'ordine e di ogni singolo magistrato, ma avremo un ufficio del personale.